e la Erte di Cielo a 5,48, lo starter li sta radunando tutti. Rimane in seconda fila, come detto, Nomura TC. In prima ci sono Mister X, che potrebbe essere un bel piazzato di quota per la trio, Maqua, la Griff, la Erte di Cielo e Minnesota Cub. Non corrono Norton Pride e Niagara S. Lo stacco, partiti. Cerca di andare davanti, la Griff B ha scavalcato Maqua di Greppi, Norton e Mister X. Di fuori però c'è subito Minnesota Cub, poi la Erte di Cielo, Minnesota si ritrae, la Griff è davanti. Adesso vediamo quello che decide Under Orlandi. Galoppa la Erte di Cielo, così che da bilancio velocissimo, 14,2, c'è largo spazio fra i primi e Mister X che trotta terzo lontano. A tabellone la Erte di Cielo, la Griff B davanti a Minnesota Cub per completare un primo quarto piuttosto allegro, anzi decisamente veloce, 28 il parziale. Mister X raggiunge la coppia all'avanguardia, il rallentamento immediato di Lorenzo Lessi con la Griff B che si lascia graduare molto bene, arrivano i 600, sono ancora in 43, ma vuol dire fare comunque 16 abbondante di frazione per il tratto del passaggio, il che invoglia Maqua di Greppi e Nomura TC ad uscire allo scoperto. Maqua si fa viva, prova ad andare all'attacco Nicola Del Rosso, in testa c'è Lorenzo Lessi, un bel duello che ha caratterizzato tutta l'annata dei Gentleman, a merito di entrambi. Fase statica, addirittura 33,5 la frazione di la Griff B, che oggi si fa davvero moderare moltissimo. Maqua arriva al fianco, i due seguiti da Minnesota Cub, chilometro in 17 parecchio scarsi. Ha perso qualche battuta Mister X, che però si è ricongiunto ancora, rimane in coda Nomura TC. Si va così all'ultima curva, Maqua di Greppi al sediolo di la Griff B, che per il momento non allunga, va in graduale progressione, un quarto in accelerazione, ma non tantissima, 31,4 la frazione per arrivare ai 1200, sono tutti più o meno lì. La Griff B con di fuori Maqua di Greppi, Minnesota nella scia di la Griff B e Mister X che sul passo cerca di riguadagnare qualcosa poco prima dell'ingresso in dirittura arrivo. L'attacco deciso di Maqua di Greppi, la Griff riallunga, è ancora in vantaggio, però Maqua è pericolosa, la Griff allunga ancora, nel tratto conclusivo riesce a riprendere quelle due di margine che portano alla vittoria Lorenzo Lessi, mentre per il secondo posto probabilmente Minnesota riesce a rimontare all'interno Maqua di Greppi che ci ha provato. 28,8 la chiusa, che è un signor parziale conclusivo per la favorita, la Griff B, che Lorenzo Lessi ha portato al traguardo nella seconda Gentleman del pomeriggio per i colori della Immobiliare Belvedere, il training di Carlo Rossi e la cura di Paolo Borin, 1,15,6 di Paolo Borin e di tutto il suo team.